Ho già fatto un passaggio presso la sede della Lega, quindi al K3, abbiamo già pianificato alcuni lavori e quindi di fatto partiamo subito. La lunga corsa verso la segreteria, la vittoria, il pianto liberatorio, tutto sembra già alle spalle il giorno dopo l'elezione a segretario provinciale della Lega e Dmitry Coin riprende le redini del partito esattamente da dove le aveva lasciate 5 anni fa, anche se forte dell'esperienza da parlamentare con maggiore consapevolezza. Partiremo con incontri molto velocemente con i segretari delle sezioni e anche con i sindaci, anche perché ci sono delle amministrative che incombono e queste saranno la nostra priorità. Quindi al capoluogo c'è semplicemente da sedersi con Mario Conte e cercare di capire che tipo di lavoro voglia portare avanti e come pensa di poter organizzare questa campagna elettorale. Di fatto i lavori sono già iniziati, per cui la segreteria provinciale dovrà affiancarsi ed essere collaborativa su tutto l'operato che comunque questa amministrazione ha già fatto, ha già portato avanti e ha già impostato per la campagna elettorale. L'affermazione di Coin, per molti versi in attesa, è stata salutata fin da subito dai complimenti del leader della Lega Matteo Salvini, sebbene fosse Riccardo Barbisani il candidato più allineato alla segreteria federale. Ci siamo risentiti questa mattina in modo da confrontarsi poi personalmente nei prossimi giorni. Al nuovo segretario si chiede di ricompattare un movimento che nella Marca è quanto mai frammentato, anche se Coin, più che di correnti, parla di incomprensioni. In Lega correnti di pensiero penso non ci siano mai state, non ci siano, ci sono degli appunti che vengono fatti rispetto soprattutto magari a dinamiche di carattere nazionale. Queste piccole tensioni che vengono percepite anche da fuori si creano perché non ci si confronta, quindi la cosa importante da fare è sederci attorno a un tavolo e discutere su quelle che sono le necessità dei cittadini. Ma le spaccature ci sono e la resa dei conti sta già iniziando, anche se per il nuovo segretario i panni sporchi vanno lavati in casa. La linea è quella del partito di evidenziare che se ci sono dei malumori questi vengono comunque discussi all'interno delle nostre sedi e che ogni esternazione fatta fuori di fatto allontana i cittadini dalla politica.